Preghiera a San Michele Arcangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso Principe della milizia celeste, Arcangelo San Michele, difendici in questa battaglia contro tutte le potenze delle tenebre e la loro malizia. Vieni in soccorso nostro e delle nostre famiglie. Noi siamo stati creati da Dio a sua immagine e somiglianza e riscattati da Gesù a caro prezzo dalla tirannia del demonio. Vieni con tutta la corte celeste e con la tua spada di fuoco taglia, spezza e rompi ogni maledizione, fattura, maleficio, malocchio, invidia e sortilegio che vi possano essere su di me, sulla mia famiglia, sulla mia casa e sul mio lavoro. Si ripete per 3 volte. Vieni con tutta la corte celeste e con la tua spada di fuoco taglia, spezza e rompi ogni maledizione, fattura, maleficio, malocchio, invidia e sortilegio che vi possano essere su di me, sulla mia famiglia, sulla mia casa e sul mio lavoro. Vieni con tutta la corte celeste e con la tua spada di fuoco taglia, spezza e rompi ogni maledizione, fattura, maleficio, malocchio, invidia e sortilegio che vi possano essere su di me, sulla mia famiglia, sulla mia casa e sul mio lavoro. San Michele, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione. Preghiera a Sant'Eriberto di Colonia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Sant'Eriberto di Colonia, che hai dedicato la tua vita al servizio di Dio e del prossimo, intercedi per noi in questa giornata. Guidaci lungo il sentiero della fede e della carità e insegnaci a mettere sempre Dio al centro delle nostre vite. La tua devozione e il tuo coraggio possano ispirarci ad essere testimoni della verità e a diffondere l'amore di Cristo ovunque andiamo. Sant'Eriberto, prega per noi affinché possiamo vivere secondo la volontà di Dio e portare consolazione e speranza a tutti.
concedici la tua protezione e la tua benedizione e guidaci sempre sulla via della santità. Amen. Sant'Eriberto di Colonia, prega per noi e per il mondo intero. Grande come il cielo, se dovessi camminare per una valle nera, io non temerei alcun tipo di male, perché tu sei con me. Per me tu prepari una mensa davanti ai miei nemici, copri d'oro il mio capo, la mia coppa trabocca di gioia. Felicità e grazia mi saranno compagne per tutti i giorni della mia vita, il Signore sarà con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre,
io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera a Sant'Eriberto di Colonia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Sant'Eriberto di Colonia, che hai dedicato la tua vita al servizio di Dio e del prossimo, intercedi per noi in questa giornata. Guidaci lungo il sentiero della fede e della carità e insegnaci a mettere sempre Dio al centro delle nostre vite. La tua devozione e il tuo coraggio possano ispirarci ad essere testimoni della verità e a diffondere l'amore di Cristo ovunque andiamo. Sant'Eriberto, prega per noi affinché possiamo vivere secondo la volontà di Dio e portare consolazione e speranza a tutti. Concedici la tua protezione e la tua benedizione e guidaci sempre sulla via della santità. Amen. Sant'Eriberto di Colonia, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio dolcissimo Divin Salvatore Gesù, io ti offro quest'ora, durante la quale, in unione con tutti i miei fratelli, desidero amarti, glorificarti e consolare il tuo adorabile cuore con il mio amore. Accetta a questo fine i miei pensieri, le parole, le azioni, le pene e soprattutto il mio cuore che ti dono senza riserva, perché lo consumi nel fuoco del tuo divino amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre, accetta questa nostra preghiera al Sacro Cuore, affinché per mezzo dell'amore e del sacrificio di tuo Figlio sulla croce possiamo essere degni figli e apostoli del tuo infinito amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù,
che hai detto, in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Ecco che al Padre tuo, nel tuo nome io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Ecco che appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi, miseri peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera Madre. San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, Prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. San Pio da Pietrelcina, Prega per noi e per il mondo intero. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. 27° giorno, lunedì della quarta settimana di Quaresima. Carissimi fratelli e sorelle, in questo lunedì della quarta settimana di Quaresima
riflettiamo sulla gratitudine come risposta all'amore di Dio. Questo nuovo giorno di Quaresima ci invita a contemplare la generosità divina e a esprimere la riconoscenza per le molteplici benedizioni che riceviamo. La Quaresima, fratelli e sorelle, come sempre ci offre un momento propizio per coltivare la gratitudine nel nostro cuore. La consapevolezza dell'amore di Dio e delle sue continue donazioni diventa il fondamento su cui costruire una risposta di riconoscenza. In questo lunedì di Quaresima, tutti noi siamo chiamati a riflettere su come possiamo manifestare la gratitudine a Dio, come possiamo riconoscere e apprezzare i doni di Dio, anche quelli apparentemente piccoli e quotidiani, come possiamo esprimere la nostra gratitudine attraverso le azioni e le relazioni a quel Padre che ci ama così tanto. Carissimi fratelli e sorelle, la gratitudine non solo onora Dio, ma ci apre al dono della gioia e della grazia. Quando riconosciamo con gratitudine le benedizioni nella nostra vita, diventiamo più consapevoli della presenza di Dio e della sua bontà. La Quaresima ci sfida a coltivare una prospettiva di ringraziamento anche nelle sfide, sapendo che ogni momento è donato dall'amore di Dio. Allora, fratelli e sorelle, questo lunedì di Quaresima ci ispiri a vivere con un cuore grato, affinché possiamo riconoscere e apprezzare le benedizioni nella nostra vita, grandi e piccole. La Quaresima allora diventi un tempo in cui impariamo a rispondere all'amore di Dio con gratitudine sincera, trasformando la nostra visione del mondo e aprendoci alla gioia che deriva solo da un cuore grato. Buon cammino di Quaresima a tutti voi. Pensiero di Padre Pio di oggi. La fede è come la luce che illumina l'oscurità della vita. Senza fede non possiamo vedere il vero cammino. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati nella nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, preghiamo per la pace. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Vergine Madre Maria, tu che mossa dallo Spirito hai accolto il Verbo della vita, nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno, aiutaci a dire il nostro sì, nell'urgenza più imperiosa che mai di far risuonare la buona notizia di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno di sua madre. Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non lasciarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. I pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio.
Mosso dunque dallo spirito, Simeone si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata a te davanti a tutti i popoli. Insegnaci, Signore, a tenerti tra le braccia, come Simeone, non solo nella testa e nel cuore, ma tra le mani, in ogni cosa che facciamo, nella preghiera, al lavoro, a tavola, al telefono, a scuola, coi poveri, ovunque. Aiutaci anche a lasciarci incontrare da te e a far incontrare te, perché questo è il segreto per mantenere viva la fiamma della nostra vita spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.
Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. Questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, senza essenza. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. A te levo i miei occhi, Santa Madre di Dio. Vorrei fare della mia casa una casa nella quale Gesù sia presente, come ha promesso a quelli che si riuniscono nel suo nome. Tu hai accolto il messaggio dell'angelo come un messaggio che viene da Dio e hai ricevuto per la tua fede la grazia incomparabile di accogliere in te Dio stesso. Tu hai aperto ai pastori e ai magi la porta della tua casa, in modo che nessuno si stupisse della sua povertà o della sua ricchezza. Sii tu nella mia casa colei che accoglie, perché quanti hanno bisogno di conforto siano confortati, quanti desiderano rendere grazie possano farlo, quanti cercano la pace possano trovarla, e possa ognuno ritornare nella sua casa con la gioia di aver incontrato Gesù, via, verità e vita. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Maria, Madre della Speranza, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Preghiera a Sant'Eriberto di Colonia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Sant'Eriberto di Colonia,
che hai dedicato la tua vita al servizio di Dio e del prossimo, intercedi per noi in questa giornata. Guidaci lungo il sentiero della fede e della carità e insegnaci a mettere sempre Dio al centro delle nostre vite. La tua devozione e il tuo coraggio possano ispirarci ad essere testimoni della verità e a diffondere l'amore di Cristo ovunque andiamo. Sant'Eriberto, prega per noi affinché possiamo vivere secondo la volontà di Dio e portare consolazione e speranza a tutti. Concedici la tua protezione e la tua benedizione e guidaci sempre sulla via della santità. Amen. Sant'Eriberto di Colonia, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta siamo qui riuniti per incontrare Gesù, per affidare la nostra vita nelle mani del Signore. Chiediamo perdono prima di questa Eucaristia per tutte le nostre mancanze, per i nostri peccati, e fidandoci della sua misericordia e chiedendo veramente il suo perdono. Gesù, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori. Christe eleison. Christe eleison.
Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi ineffabili sacramenti, fa che la Chiesa si edifichi con questi segni delle realtà del cielo e non resti priva del tuo aiuto per la vita terrena. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà a 100 anni e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato e non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera è ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo
Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, oggi nel Vangelo vediamo un insieme di tanti movimenti, no? Ci sono tanti cammini che a un certo punto si intrecciano e si incontrano. Innanzitutto c'è quest'uomo, questo funzionario del re, che parte dalla sua città di Cafarnao e va a Galilea. E casualmente incontra Gesù, no? C'è questo incontro casuale, almeno apparentemente sembra molto casuale questi incontri. Quest'uomo che non sapeva giustamente di incontrare Gesù, però sta a Galilea e a un certo punto viene a sapere che Gesù sta per passare e va dal Gesù e chiede per un miracolo. Così come anche Gesù fa un lungo viaggio, parte dalla Giudea, va a Samaria, poi va di nuovo, ritorna a Galilea, insomma un viaggio di 2 o 3 giorni. Poi abbiamo anche questi servi che vanno ad annunciare la buona notizia della guarigione a questo funzionario del re. Tutto questo cammino, tutti questi cammini, esperienze diverse si intrecciano, si incontrano a Galilea. Anche noi qua qui presenti, siamo venuti da diverse parti. Immagino che tanti di voi avete fatto una lunga strada, no? Nonostante il tempo che non è tanto favorevole, siete venuti da diversi luoghi, avete fatto il vostro cammino, siete venuti per diverse ragioni, forse per una guarigione, forse per un miracolo, forse per affidare un momento di prova a Padre Pio, forse per un ringraziamento, forse anche per una mera curiosità. Io penso anche ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo,
anche loro sono in cammino, fisicamente no, ma anche spiritualmente sono in cammino. Quante persone che ho incontrato che ci hanno detto: Padre, vi seguo sempre, per noi è sempre bello vedervi, una consolazione seguirvi, la mia giornata inizia con Padre Pio TV, per dire che ecco, ci sono diversi motivi, forse per evitare quella solitudine, forse stanno aspettando una parola di consolazione, di conforto. Ecco, tutto questo si intreccia a un luogo che è la Galilea. Anche per noi c'è questa Galilea. Qual è questa Galilea? La Galilea per noi oggi è l'Eucaristia, diverse vite, diverse storie che si incontrano, che si affidano a un unico punto, che è la Galilea, che è l'Eucaristia. Però vedete un po', non è questo incontro non è tanto casuale, ma è programmatico. Ecco, Papa Francesco, quando scrive Evangelii Gaudium, a un certo punto scrive questa frase: quando qualcuno fa un piccolo passo verso Dio, lui scopre che Dio lo stava già aspettando. Dio lo stava già aspettando il suo arrivo. Anche nel Vangelo avviene questo. L'uomo, il funzionario, va a incontrare Gesù casualmente, ma Gesù non fa così. Gesù scende dalla Samaria a Galilea, non aveva un altro motivo se non incontrare quest'uomo che aveva bisogno di lui, incontrare la storia ferita di questo figlio che era malato. Gesù va solo per questo motivo. Infatti, dopo questa guarigione, Gesù di nuovo sale a Gerusalemme. Ecco, Gesù scende, Gesù fa questo viaggio di 3-4 ore per incontrare quest'uomo. Anche nella storia non stiamo noi a cercare Dio, ma Dio che cerca la nostra storia, Dio che vuole incontrare il nostro volto, è Dio che vuole portare la salvezza nella nostra ferita, nella nostra storia. Quindi la cosa che noi dobbiamo fare è questo: metterci in cammino. Ecco, tante volte la difficoltà, la tentazione è chiuderci dentro di noi. Quando ci sono le difficoltà, le crisi, le prove, ci chiudiamo dentro di noi, cerchiamo di trovare la soluzione dentro di noi. Invece è sbagliato. Ci dobbiamo aprire, ci dobbiamo mettere in cammino per incontrare il Signore. Lì scopriremo che il Signore che vuole scoprire il nostro volto, incontrare la nostra storia, abbracciare la nostra ferita. Mettersi in cammino è segno di precarietà. Quando stiamo in viaggio ci dobbiamo adattare al tempo, ci dobbiamo adattare alle situazioni, agli imprevisti dell'orario. Ecco, però tutto questo è segno di una grande fiducia. Chi si mette in cammino vuole incontrare qualcuno. Nel nostro caso vogliamo incontrare il Signore, vogliamo fidarci di Lui, vogliamo affidare la nostra storia a Lui. Ecco, allora carissimi, non ci chiudiamo, ci dobbiamo mettere sempre in cammino, in prova, perché il Signore vuole abbracciare la nostra storia. Lui già ci sta aspettando, Lui già ci vuole portare la salvezza con una parola, forse non con un miracolo che vogliamo, ma con la salvezza che è diversa, che è la sua presenza stessa. Quindi non dobbiamo avere per forza un motivo per venire in chiesa, per andare in chiesa, non dobbiamo per forza aspettare per un momento di debolezza per andare in chiesa. Dobbiamo andare in chiesa perché vogliamo incontrare il Signore, che Lui stesso è la salvezza che noi vogliamo. Come attendere i nuovi cieli e la terra nuova di cui ha parlato la prima lettura?
con il desiderio sincero che ora si esprime con una invocazione a Dio sempre mirabile nelle sue opere. Salvaci, Signore. Salvaci, Signore. Isaia ha accennato a una creazione nuova in cui dimoreranno una sicurezza piena e una gioia intramontabile, perché il pensiero dei beni eterni ai quali siamo destinati si faccia più frequente e incisivo nelle nostre giornate. Preghiamo. Salvaci, Signore. Dio può cambiare ogni lamento in danza. È avvenuto per Cristo, umiliato e glorificato. Avverrà anche per ciascuno di noi. Ravvive il Signore attesa e speranza. Preghiamo. Salvaci, Signore. Rifiutato dagli abitanti di Nazareth, Gesù è ben accolto e riconosciuto a Cana di Galilea. Perché tutti gli uomini giungono a ricercare Cristo con impegno e rettitudine per trovare in Lui salvezza. Preghiamo. Salvaci, Signore. La fede non rimane mai un fatto isolato, con l'ufficiale Reggio e tutta la sua famiglia a credere, perché anche noi sappiamo irradiare la luce che è Cristo, a edificazione di tanti fratelli. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per Pasquale e tutti i nostri fratelli defunti siano introdotti in nuovi cieli e nella nuova terra, ove si vive di gioia e di lode a Dio. Preghiamo. Salvaci, Signore. O Dio, che in questo periodo ci chiami con maggiore insistenza all'ascolto della Tua parola, guida speditamente i nostri passi sulla via della conversione, perché la Tua Pasqua ci trovi creature nuove, confermate nella Tua amicizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. L'offerta di questo sacrificio, Signore, ci liberi dall'antica schiavitù del peccato, perché possiamo camminare in novità di vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo,
ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. I tuoi santi doni, o Signore, trasformino la nostra vita e ci guidino ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. Durante la distribuzione della comunione, di solito il sacerdote scende con l'Eucaristia a incontrare l'assemblea. Anche voi da parte vostra lasciate i vostri posti e a ricevere la comunione. Anche nella vita di fede, nella vita spirituale deve avvenire questo incontro. Il Signore ci precede nella nostra fede a incontrare noi. Anche noi ci dobbiamo mettere in cammino a incontrare il Signore che già ci sta aspettando. È un segno di grande fiducia questo, è lasciare la nostra comodità, a metterci in discussione e a metterci in cammino. E vi auguro allora questo cammino nella nostra vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Rinnova, o Signore, il tuo popolo nell'anima e nel corpo. Tu che non vuoi privarlo delle gioie della terra, fa che si rafforzi nel desiderio del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, confido in te. Canterò la tua misericordia, il più grande attributo di Dio, in eterno
Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, confido in te. Peccatore, non dubitare, ma confida e credi in Lui, che il passato vissuto nel peccato in una vita santa cambierà. Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, confido in te. Oh Maria, noi siamo tutti tuoi. Intercedi con Santa Faustina e le grazie della misericordia il tuo Figlio divino elargirà. Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, confido in te. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Abbi pietà di noi, Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confidiamo in te, misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te, misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità, confidiamo in te, misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare, confidiamo in te, misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità, confidiamo in te, misericordia di Dio, sublime più dei cieli, confidiamo in te, misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie, confidiamo in te, misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo, confidiamo in te, misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato, confidiamo in te, misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù, confidiamo in te, misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori, confidiamo in te, misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia, confidiamo in te, misericordia di Dio che fondassi la Santa Chiesa, confidiamo in te, misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo, confidiamo in te, misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confidiamo in te, misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni, confidiamo in te, misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confidiamo in te, misericordia di Dio che ci doni la vita immortale, confidiamo in te, misericordia di Dio
che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile per i santi. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, in cui siamo immersi. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza. Confidiamo in te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. La misericordia di Dio e soprattutto le sue opere, quindi loderemo la divina misericordia nei secoli dei secoli. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Da pacem Domine, in diebus nostris, quia nore salirus, qui pugne pro nobis, nisitu Deus noster. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fide supplementum sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus Spiritus quae, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Parem de cielo presidis eis, omne delectamentum esse habente. Oremus.
Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tue sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructo bis novi jugete sensiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum.
informazione di diffusione europea. Oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Tentato colpo nel primo pomeriggio di ieri alla Coin di Trieste. 2 trentunenni, un cittadino afghano e uno pakistano, si sono introdotti tra le vetrine del negozio per sottrarre merce esposta nascondendola in un zaino. A tradirli sono stati militari in servizio di vigilanza in Piazza Benco che hanno assistito alla scena e allertato la polizia. Gli agenti di una volante hanno rintracciato la coppia poco dopo in largo Barriera. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero. Trieste si prepara una settimana di alta diplomazia e massime misure di sicurezza. Da questa mattina è scattato il piano città blindata tra il Porto Vecchio via Genova e le aree adiacenti ai principali hotel del centro. L'occasione è il trentennale del segretariato INCE e il forum IMEC che porteranno in città il vice premier Tajani e le delegazioni di 17 paesi. Sotto la lente della prefettura anche la viabilità con dispositivi di sicurezza che verranno rafforzati domani per i vertici al Generali Convention Center. Nuova frenata sull'uso degli autovelox fissi in Friuli Venezia Giulia. Dopo il caso di Napoli, l'associazione Alte Velox ha inviato una diffida formale ai prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, chiedendo di sospendere le autorizzazioni attuali. Al centro della contesa la mancata omologazione dei dispositivi secondo i nuovi criteri del decreto trasporti del 2024, una situazione di incertezza normativa che rischia di bloccare le sanzioni in tutta la regione. Operai al lavoro da questa mattina in piazza Goldoni a Trieste per l'apertura del cantiere che punta a riqualificare e mettere in sicurezza l'intera area. Una parte della piazza è già stata transennata per consentire l'allestimento delle attrezzature. Domani a mezzogiorno l'assessore alla pianificazione Michele Babuder illustrerà nel dettaglio il cronoprogramma e il progetto definitivo dopo un primo confronto avvenuto con i commercianti della zona e i rappresentanti della FIPE. Rilanciare la linea ferroviaria Gemona-Pinzano-Sacile che promuove un turismo lento e sostenibile è l'appello lanciato durante il presidio pubblico a Pinzano al Tagliamento organizzato dal progetto editoriale Il Passo Giusto. Amministratori e cittadini chiedono il ripristino totale e l'adeguamento della tratta definita un'infrastruttura strategica per spezzare l'isolamento delle comunità della Pedemontana. Un nuovo spazio per le nuove generazioni nel segno della memoria è stato inaugurato a Porzus, il centro di aggregazione giovanile adiacente al Santuario Mariano, realizzato con un contributo regionale di 200.000 euro. Presente al taglio del nastro l'assessore Riccardo Riccardi, che ha definito la struttura un luogo fondamentale per ricomporre la complessità della storia locale e trasformare i tragici fatti del passato in occasione di crescita culturale e spirituale. Ma sentiamo le parole di Riccardi. È una struttura alla quale la Regione ha sostenuto con determinazione il suo completamento e devo dire, al di là dell'aspetto del centro di aggregazione, dei luoghi che ovviamente in cui questo luogo è ospitato, ci sono molte altre ragioni, credo, che testimonino l'importanza e giustificano questo sostegno che riguarda la storia. Noi siamo a Porzus, la storia della nostra terra ha un capitolo estremamente importante. Un luogo nel quale abbiamo visto scontri, ricomposizioni, storie raccontate un po', poi che si sono manifestate nella loro complessità. Ecco, io penso che questo sarà un luogo ospitato non soltanto da coloro che potranno incontrarlo, perché oltre al valore ambientale, cioè qui c'è un aspetto culturale, soprattutto c'è la radice della nostra storia, quindi anche per esempio di testimonianza di cose che non devono più accadere. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Sulla nostra regione cielo in genere variabile con maggiori schiarite verso la costa.
Sulla zona montana nel pomeriggio possibile lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare anche la pianura e la costa. Quota neve inizialmente a 1400-1600 metri, in successivo calo a 1000-1200 metri. Verso sera soffieranno bora o vento da nord-est moderati o localmente sostenuti, specie sulla costa e sulle zone orientali. Per quanto riguarda le temperature massime in pianura fra 18 e 20 gradi, sulla costa fra 16 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi. L'informazione di diffusione europea. Oggi